Amici, buonasera e benvenuti al TG Sport che apriamo con il calcio. Il Mantova rimonta 2 volte la Pro Patria ma non riesce a vincere. A Busto Arsizio è 2-2 con i biancorossi che dominano nel secondo tempo ma sprecano troppe occasioni per cogliere i 3 punti. Matteo Bursi. 2 volte sotto, 2 volte capace di pareggiare, ma il Mantova non sa vincere. A Busto Arsizio arriva il terzo pareggio esterno stagionale in una gara dominata dalla CM, ma che spreca troppe occasioni e getta al vento una possibile e potenzialmente meritata vittoria. Juric dal primo minuto sceglieva il 3-4-3 con Festa, Trenotti, Marchiori, Siniscalchi in difesa, la mediana con Scalise, Zammarini di Sant'Antonio e Pondaco, Zanetti, Said e Tomicic in attacco. L'avvio è da shock, pronti via e i Bustocchi passano in vantaggio. Dopo 100 secondi di gioco infatti Del Rico porta avanti la Pro Patria. Il Mantova ci mette un po' a riprendersi, poi trova la forza per raddrizzare il match. Il pareggio arriva al 26esimo, Zanetti prende palla ai 20 metri, carica il sinistro e lascia partire una conclusione a giro che lascia di sasso Melillo. L'1-1 non dura però nemmeno 5 minuti. Fraseggio in velocità degli avanti locali e l'inserimento di Bobi non lascia scampo a Festa. È il minuto 31. Il portiere mantovano è decisivo al 39esimo nel salvare il risultato sulla zampata di Serafini. Trainotti invece al 44esimo ha la totale responsabilità di un gol mangiato a 1 metro dalla porta con buona parte dello specchio libero. All'intervallo il Mantova è dunque sotto. Il secondo tempo però è un monologo biancorosso. La CM però spreca troppo e riesce solo a raddrizzare la sfida. Al 51esimo Marchiori potrebbe subito rimettere in carreggiata il Mantova. 2 minuti più tardi è Said a sfiorare il gol. Il 2-2 arriva solo al 76esimo, cross di Zanetti dalla destra, errore clamoroso di Melillo con Sartori che è lesto sotto porta a infilare il pareggio. Al 78esimo ancora Said protagonista con un sinistro insidioso. Pondaco all'87esimo sfiora il gol del vantaggio ma la fortuna non gira. Nervosismo a fior di pelle per la Pro Patria con Ulizio, entrato da nemmeno 2 minuti, che compie un fallo violento su Sartore e si guadagna un'espulsione sacrosanta. Finisce qui con il Mantova che rimonta 2 volte a Busto ma non riesce proprio a vincere.